Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Ben ritrovati per seguire l'andamento delle borse in questo finale di giornata, le borse europee che vedono andamenti altalenanti. Per quanto riguarda l'indice di Milano FTSE MIB abbiamo un moderato segno più con un 0,37%, stessa cosa per quanto riguarda l'indice francese con 1% di rialzo, soffia un vento invece negativo per quanto riguarda la borsa spagnola, meno 0,65%, stessa cosa per Francoforte, un lieve ribasso allo 0,06%, borsa del Regno Unito 0,08% e poi l'Eurostoxx a 0,1%. Questo era il responso delle borse a fine giornata per quanto riguarda l'Europa. Noi ci risentiamo per il prossimo aggiornamento. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.